giovanotti in circa di scambiare, a volte patrioti vanno via a cristare, un sogno cittadella, un puli a stanciare, un'idea zitella di tempi e tempi fa. Di tutta maniera poi dell'altrimenti. Allora, dunque, siamo qui oggi per parlare di Serrano Boesiole. Serrano Boesiole è un libro qui, di meglio, mica di meglio, mica di meglio. Dunque, la traversée, dunque, un titolo di un segno di ci sono se lui e lingue scoperte questa raccolta qui, dunque una raccolta varsa in de Albiana CCU, ciò che mi permette di rammentare che il CCU, l'assoggio e il CCU diretto da Iago Mundier, e di nous, e di Dore, a fianco a Albiana, e che su sa collezione qui, che ci parecchie collezioni, questa collezione verranno di Buedi, dunque consacrato alla poesia, che ha già, sono già apparso una ventina di raccolte poetiche di parecchi autori corsi. Dunque, ecco, si riconoscono per via di asosista e usografismo, l'anfreolistesimo, ma il colore cambia spesso. Dunque, allora, Serrano Boesiole con un punto interrogativo, poesiole, diminutivo, come poesio, c'è poesiette, poesiole, paesolo, eccetera. Ecco, dunque, su Saragolta, al di là di Brubone, testi, dunque poetici e cantati di noi in delle lingue, interrogedia annanta un rapporto tra il canto e la poesia, vale a dire la letteratura e il canto, dunque di appena sa questione qui devo vivo di e di mica appena ma sa devo vivo di questo libro qui quanto in mossa che è parso in 2016 non so se un epoca io l'hanno visto ma un po' redevidia dunque chi fa una va a cercare presenta un panorama di evoluzione discografica annota più di 40 anni, questo si comincia negli anni 50 e si vede attraverso questa evoluzione discografica come è evoluita la canzone di noi. Di già una produzione maggiore che fa vedere quanto è importante il canto in Corsica. E poi, al di là di evoluzione discografica, si sa che il canto ha di noi una piazza dell'oralità, con la canzone tradizionale, di mi rispondi, bagliele, certa registrate a strenò, dunque, ma il canto circoleggia e si può dire che siamo, dunque, ti vede questa evoluzione, si vede che siamo una di regioni di Francia dove si produce un più dischi, con la Britannia, e ti vede la popolazione, di sicuro, siamo una piccola popolazione, ma produciamo assai, e soprattutto musica e canti. Bon. E si vede che su canto di noi si arriva a tutte le arti, al teatro, al cinema, guardate a Villetta come l'ha fatto parecchi canti con Bruno Coulen, quasi tutti i film che sono usciti, la musica e il canto che era portato da Villetta. Bon. Tutti hanno collaborato, i cantarini, con il cinema, con il teatro e di sicuro e soprattutto con la letteratura. Allora, la letteratura, ne abbiamo forse già parlato, ma dico qui, del suo libro qui, che il canto
è sempre stato liato alla poesia, ma questa la sapete, e mica solo di noi, le bubee sono cantate, tutto era cantato, quando gli dicevano poesia andava al canto, i trovatori, i ministri, quelli che facevano i giri per le corte in Europa cantavano la poesia era quella, era un canto, accompagnata da un canto. E poi dopo hanno inventato un genere, l'istituzione ha detto faccio la categorizzare, a creare norme letterarie, dunque mette la poesia con la letteratura, sarà letteratura e un canto ad abbassare come altri affari d'altronde, les feuilletons, les petites, i racconti appena corti, alla fine c'è tutta una serie di produzioni, tra l'altro, uganti, che faranno parte mica della letteratura, ma di ciò che li chiamano paraliteratura, infraliteratura e tante parole che significa ciò che un schifo mica, secondo l'istituzione, considera proprio come letteratura. E d'altronde sappiamo che in Francia di un romanzo che si tiene a prima posizione in questa norma lì. Ecco, dunque allora, questa sarebbe quasi una piccola antologia, posto che ha riunito qui 5 produzioni discografiche e ne ha proposto questa traduzione, ma mica solo, posto che ha aperto le pagine a autori che hanno scritto, che hanno fatto cronache a Nantes i prodotti che sono esciuti. Tra l'altro c'è Diago Gutierrez che d'altronde ha tradotto tutto il basso di Garmini a poesia di Paul Valéry, che ha messo musica e che l'ha tradotto Diago. Dunque, prima di entrare nei dettagli di Aragolta, dunque Viligia che si presenta con una piccola antologia, saranno poesiole, perché se 5 produzioni qui, perché aveva volato di dargli di metterli in un libro, in fin di conto, posto che e lui è produzione che ha giovato Gabonanzo, sono già ispirate da libri, vale a dire che il primo disco che ha giovato da sola, posto che ha un percorso con la polifonia, prima c'è un percorso da solo, dopo in duetto, dopo la polifonia, sono venuta a espressione solista degli anni 2000 e tenendo sempre l'altra espressione, posto che sappiamo come noi siamo noi, c'è un gruppo che è importante, ma c'è di noi l'individuo che si deve esprimere, che si deve esprimere e dunque Gesù passa bene di noi tra un'espressione collettiva e un'espressione individuale. Qui si tratta di un'espressione individuale, ma non è mai un'espressione proprio individuale, posto che sapete che quando si fa un disco si è sempre accompagnato, si è sempre più o meno collaborato con gente e io particolarmente collaboré con un produttore e cassista in pezzi di musica di Jean-Bernard Angigoni che ha uso studio all'Angelina e con Jean-Bernard c'è una riflessione importante perché chi udesto a una piazza maggiore di ciò che non proponiamo. Dice dunque se produzione qui sono 5 e lui che ha giocato Gabonanzo, dunque Divilete d'amore, venite via dei guerrieri, Divilete d'amore di ispirato da un libro che è uscito a Belle Lettre di un'edizione parigina, Le Belle Lettres in Parigi,
2000. Dunque aveva lavorato in questa raccolta, in queste forme di tutta la poesia occidentale. Dunque queste forme qui ben i desideri, scusate. Questo è scienza. Salute. L'abbiamo usato. Poi volete bene o siete... E voi siete qua su delle scienze voi, Venite dalle usate così e io ho tempo di parlare da qua su capisco. Parliamo di questa mano, di un libro che è uscito poco fa, di un libro di me, di un libro che interroga i rapporti tra il canto e la poesia. Dunque, 5 produzioni che ne propongo e traduzione. Dunque, voglio parlare della straduglia che erano già raccolte poetiche che hanno ispirato la canzone. Dunque, la prima, Abaye Uvo, la paille de feu. Aveva lavorato tutte le forme di poesia occidentale, se forme giusto appunto che noi diciamo tramandate dai trovadori o i menestrelli e che sono forme visse. Dunque, aveva lavorato in quadri, quando voi lavorate che volete scrivere una poesia, di noi di formarsi a scrivere dei quadri con una forma precisa, così si degustretti e dopo, una volta che vedeva tutto il lavoro, può andare a scrivere inventando le vostre forme proprie e scrivere di noi in versi sciolti, ma di vera è come quando ho imparato lo strumento di musica, l'improvvisazione, tutto ciò che è musica libera, cioè quantunque Cabunanzu aveva una formazione sola, una formazione classica o no, ma una formazione che impara i goi di lo strumento e di appena gli stessa per la poesia. Una volta che avete imparato tutto ciò che c'è da imparare, tanto vi potete interessare a altro. Dunque, Abaye Uvo ci troverete dentro cestine, rondelli, sonetti, villanelle, pantume, o pantume non è mica che è una poesia che ci viene da Malesia, che è una specie di poema che gira così, e che tutte queste poesie qui assai formali erano atte a fare canzone, posto di all'epoca erano cantate. Dopo, il secondo disco è stato ispirato da una raccolta poetica di Jacopo Mudieri che si chiama La Reta Ianca, lì che studi corsi di non conoscete mica, c'era cacciato in raccolte poetiche in corso in francese. La Reta Ianca è parsa di Albiana, è parsa di dell'anno 2000, ma esattamente non so più. Dunque, abbiamo buttato dentro proprio erano poesie, mica fatte per canzoni, dunque, ma quando l'ho letta, ho detto, bon, là ci va canzone comunque e l'ho fatta. Dunque ci è a poco solo e ci salute, scusate, guardate, ci sono le guerriere qui. Qui, guardate, ci n'è qui. Bon, voilà, dunque, tutte queste produzioni che le siano, che abbiamo fatto, poetiche o cantate, c'è una specie di base bene sempre che si è installato per via che io non vi posso mica dire.
uno canto e poesia, o diamo poesia e canto perché chi non la so mica, ma che interrogate, d'accordo? Ecco, allora ciò che voglio dire di noi, di chi dunque se cinque produzioni viene a parlare appena giunte o le dai, dunque interrogate questa questione di poesia e canto, bon, di noi di vera lì, questa questione qui ci pare o fatto di cantare ci pare naturale, o fatto di esprimersi in poesia ci pare naturale, abbiamo i nostri poeti di diamo rispondi, che noi chiamiamo poeti, i chiamiamo i poeti, anche se li cantano, perché per noi facciano poesia. Dopo si vista negli anni 70 come i cantarini hanno collaborato in modo stretto con a squadra io Rigiro, che ne avevamo parlato in corso, quando abbiate un autore come Joan Teramurocchi, tutto il mondo conosce Joan Teramurocchi, sparito oggi. Con quale ha collaborato Joan Teramurocchi? Con agli avere di Gesù che so appena a Vezia sente cantare. Con quale ha collaborato Joan Teramurocchi o più? I Muvrini, Feli, o più di Feli, ma prima aveva collaborato con un cantautore corso è stato Joan Teramurocchi, dopo i Muvrini e dopo Feli con quale ha fatto una strada lunga fino all'ultimo. Ecco, dunque i binomi si sono formati così negli anni 70 e la collaborazione sono diventate perenni. Ecco, allora dopo tra i cantarini ci sono quelli che sollecitano l'autori, i poeti, e questi poeti qui di 70 come Giacomo Vusina o Giacomo Mugliere, infatti sono stati di più conosciuti per via di un canto che per via di queste poesie scritte addirittura anche nelle riviste, cioè di un canto che ha promosso la poesia corsa. Di certe sicuro, e per questo qui questa nozione di genere, di letteratura, di canto, scompaiono. Per noi non è nemica, perché qui si vedeva come lui è espressione soliare. E io stessa dico da Yuga, sono sempre stata immersa in della musica e in della poesia in casa, ma come tante famiglie corse. Allora forse non so mica, ma io sono vecchia, dunque a Moebica, quando era zidella io, di tutte le famiglie si sentiva cantare. E rimango qui di noi, non c'è più, ma di noi a un libro che arriva un mondo, di Fontana d'Altea, dove c'avete il subasso di Abadiella e di Suatesimo, dove c'è dunque un incontro tra paesani e cittadini, se diciamo si quadri ci presentano ad una banda i cittadini che sono a mandolina, chitarra e che cantano queste canzoni degli anni 50 che voi conoscete, perché ci sono i cantarini anche qui, e poi dopo, da un'altra banda, i badiellati i paesani, e nasce a Vischizza per via di i cittadini dicono questo cantilare e gli altri vogliono mettere fuori a Bastia. Dunque una Vischizza di già di betta sto canto qui, ricordiamoci di noi che quando Jacques Lugiani, che giunge sti d'odore in Sermano e che li rende a Manella di Gorti, che lo gola in Sermano di trova sti gente che suonavano sempre di violino all'uso antico, i va entrare a Manella, i badiellati di Sermano, di noi, raggiungono a Manella e fanno una rappresentazione, erano 68,
una rappresentazione non a Piazza Sant'Unicula e prima varie le sono portate non a scena. E qui Bastia ci non capisce mica giocare perché un po' non si presenta questi ganti qui, presente ganti, e sono copiate a Pumadad, dunque via degli abadier la Ghiawa è diventato su ganto emblematico di tutto il mondo canta, un po' le donne, i zibelli, tutto il mondo a vuole cantare perché rappresenta come una specie di carta d'identità, si mugo, si cantiamo a Bagliela, eccetera. Ma non è mica sempre stata così, non è mica sempre stata così. Pur a Bagliela, dire nei nostri paesi un'espressione quotidiana quasi. Ecco, dunque tutto quel per dirvi la questione di canto e di letteratura è complessa e per questo dicevo là, interrogarsi sempre chi è la poesia? Chi è la poesia di noi? In dove si sente la poesia di noi? C'è, come si chiama, Jean-Luc Lugiani che ha fatto un bello libro che voi conoscete, soprattutto se così dei Goccia o Neolinchi, che è un libro di raccoglie poesie, tu conosci un libro di Jean-Luc, Musa di parte da Goccia, dunque che raccoglie non so quante poesie che erano ben morte perché è andata a cercare delle famiglie e ha fatto un librone di non so quante pagine annanta giusto appunto questa espressione di me rispondi di poesia orale che l'ha raccolto. Ecco, dunque allora guarda, entra appena in più dei dettagli di questa raccolta qui, dunque infatti la raccolta seguita la cronologia di produzione, vale a dire prima di questa passaggera che aumenta il tema di un basso, un passaggio, il basso, dunque non importa che passo, questo di a passaggera di a tempo, quella che passa, quella che la passeuse, quella che tramanda, quella qui cambia, le passage c'est un changement, et Adjumé subit le passage qui est ici traité dans ses nombreuses acceptations, marche vers l'ailleurs, cheminement, processus de transmutation, idée de mue, changement, transition, transformation successive tout au long d'une vie, sont évoqués à travers des destins aussi divers que complexes. Donc, a prima poesia di Nantai Borti, u Bortu di un'apertura verdi l'altro verdi uiadio, abbiamo messo un sidello a un scoglio e chi guarda l'orizzonte e chi comincia a sognare a un viaggio che la dà. Il secondo di Nantau Vittore Caravaggio, l'omicide di quello che ha fatto la rivoluzione di un chiaroscuro, Caravaggio. Dunque, perché sul tema di un basso? Perché giusto appunto a vita di quello, di un chiaro, di un oscuro, si passa da un chiaro a oscuro, da oscuro a un chiaro, da un giorno a notte, da notte a un giorno e lo ha palisato due della solitudine e ha fatto una rivoluzione e è lo stesso di una persona assai complessa e assai come dire a tempo un grande pittore, un grande artista, ma dire appena e ciò che era interessante è che di ultimo andava cercando dei garudi, dei fondi di Agida, dove c'erano le puttane, c'erano gli sgagliuffi, e puttane lo trasformava in vergine, non t'adela, dunque via del suo contrasto c'è di monde a proposta che lo vage.
abbazia in su basso, quando è franca di un limite che può diventare scemo, o che può vedere un mondo a vostra maniera, ma che lascia un bigadisce nomico. E questo spiego su questo qui. C'è storia d'amore. Di nous l'esilio attraverso i migranti e attraverso una storia personale posto di forse le bandate circando le vostre famiglie avete tutti qualche sia che un giorno è giunto qui o che un giorno è perduto. Io ho un antenato che un giorno a 16 anni, ma vi parlo di quelli erano 1700 e qualcosa, è giunto in Corsica, veniva d'Italia e si è stabilito qui, ha trovato l'amore qui e ha fondato una famiglia. E su questo dice, e si è scalato qui giocando tualante, a spone o dovangoto di volvere distante, come tanti che pigliano un mare, per trovarci una grotta, un cuore, una sorgente, l'amore che non. Dopo un testo non i segni, allora i segni sono di una riflessione appena non da tutto ciò che noi vogliamo tramandare di tradizione orale, di folklore magico attraverso l'occhio, eccetera, di noi su Franca Stilimi di lui e andare a interrogare i limiti, cu è brigante, le gu, i gesti, eccetera. E bon, passo non da certi temi. Dopo la seconda produzione è un carnetto di viaggio, dunque qui è l'altro a scoperta di Gida, di mondi che mi parlano, ma non sono mica me, si chiama Terra Nostra, dunque Terra Nostra che vuole dire tutta la terra. E a Giubia dove comincia un'agitazione di Italo Calvino, in un libro Le villes invisibles, e voi volete leggere Italo Calvino, è un autore che voi vorrete conoscere, e leggere perché va da viaggio. Les villes comme les rêves sont faites de désirs et de peurs, même si le fil de leur discours est secret, leurs règles absurdes, leurs perspectives trompeuses et toute chose en cache une autre. In de Gida così c'è sempre misteri, ma per me c'è sempre poesia a ogni ganza, a ogni scorno di Garuccio. Abbiamo cominciato con Napoli, quelli che conoscono Napoli. Nimo. Allora, quando andrete in Napoli ci troverete qualcosa che si assomiglia a noi. Napoli è una città colorita, sonora, dove di assai una città tra Oriente e Occidente, ecco, e una città proprio da vedere e soprattutto sono gente che sono interessanti di noi. Dunque Napoli, città emblematica, Barcellona, dove quando voglio dire qual è che è stato a Barcellona? È tutto chiaro, perché poi vi ha questo libro vi di tutte queste città che voi dovete visitare. Dunque, Barcellona, quando voi un guida in Barcellona, vede tutti questi casali e tutte queste bandiere che sono appese ai balconi. Di quelli ma la prima volta che ci sono andata, di quelli ma stupido, dunque ho scritto una poesia, non tanto. A Catalogna qui vuole sfiare la bene e piazze sono diventate di idee e di sogni, dite d'oro e di sangue appese ai balconi e bandere sospesi. Dunque, dopo c'è come città Buenos Aires, la città di Udongo tra l'altro, ma di noi una città che ha conosciuto, l'Argentina ha conosciuto il fascismo, la dittatura, e ha sofferto assai. E si decide e Udongo è una specie di noda di speranza in questa udiura quando
dunque quando il Brumo è così, udongo che si va dappertutto, di una specie di luce e di speranza, perché uguale a tempus prime del studongo argentino j'avais tutta l'espressione a tempo di sofferenza e di l'amore e di abbassione. Istanbul, allora Istanbul, lui va sempre qualcosa e di quel che mi ha ispirato, infatti, questa canzone. Quando sono giunta in Istanbul, a giunte su due, Italia. Bon, j'ai pensé anche a mi travailler, ma tutte le mani a 5 via questa musica qui e mi brigavo adesso a Maldina per sentire perché mi si parla adesso in paradiso. E di solo in Istanbul che un teso canta così bene, sta brighiera, e tu ti vai a gerire, ma di magico, quando sono andata al Marocco, tutto è una mica fatto queste fette qui perché i biori, come tu dici, cantavano male. Fino a io non sapevo già c'era, ma lui allora in Istanbul era magnifico. Dunque, mi è venuta una canzone nata a Istanbul, dopo vi faccio sentire appena, e un'amica ha messo il microfono e lui, au Maroc ou à Médine di Fès, di nous, Bastie, a di Zigour, Gerusalemme, che ancora di auguro dell'attualità, perché una gita così è sempre stata fine. Tutti a volano, tutti l'hanno sempre vissuta e infatti in fin di conto è di tutti e di noi. Ciò che scrive lui, ho tutto nuda per te Gerusalemme, tempio d'esoro, polvere oro Gerusalemme, montagna ardente Gerusalemme. Dunque, che sarà sempre così, perché a me adesso i figli li vanno Isola e federata la nostra. Dopo una produzione di noi che per me che ha un interesse maggiore per me di Carmine di Paul Valéry. Volete sentire qualcosa? Allora, Carmine di Paul Valéry, Paul Valéry lo conoscete, di un autore francese, si può dire, ma che è d'origine corsa, posto che usava e corso e a sua mamma è genovese, elle è nata nel 1871 a Sète, conoscete Sète, su piccola città in Francia. E dunque Paul Valéry adesso è arrivato con la sua famiglia ad avere primura che lo istruisce, che ad avere le beaux-arts e poi dopo si adagira per la poesia. Ad essere dunque amico con Mallarmé di noi all'epoca. Dunque ha scritto la Jeune Parc di una volta e poi ha scritto Charme che lo pubblica in 1922 e dunque Charme di una volta dove Baudrouade che conoscete tutti il cimetière marin conoscete ed interessa a conoscere, se no andate a cercare. E dunque il cimetière marin
Étant attribuemi, dunque adesso Saragolta charme è tradotta dal Diagmudier e è uscito come titolo Carmine, perché charme dunque in ladino vuole dire charme, la parola ladina carmina che significa di a tempo uguema e a tempo un ganto magico, biglietto di qui di noi sa problematica di a poesia e di un ganto risorte, carmina a tempo uguemo e canto. Dunque, e ciò che abbiamo provato di va, provando di noi a livello musicale con Jean Bernard di sorte di enorme di musica di noi in poste de orte en radio liblige il faut que ça fasse 30 minutes sinon ça passe pas en radio ou alors il faut que ça reste pour le ventre il faut que ça soit comme ça voilà donc tutto è d'una certa maniera ci ne siamo liberati ma c'è mica qui il wifi sì bon, regardez, c'est le dunque Carmini dunque una traduzione proprio bella e per questo che dico lì abbastanza buono vi faccio sentire appena con dei libri così no? Allora, Carmine. Quella c'è amica lì, Asia. Dunque, vi faccio sentire solo il principio di un concerto filmato all'alboro durante il confinamento. Non so se vede a sentire. E poi ho avuto il premio Charles Cros, quanto che è un bello premio. Sentite appena. Non sento. No, non mica io. Sentite mica io. Giusto un pezzo vi faccio sentire, Uscite sul basso, le vent se lève, il faut tenter de vivre. La vague en poudre ose jaillir des mots. Entre les courages, tout éblouit. Dans tes vagues, trompées d'eau, réjouissent-toi tranquille. Tu connais du fond. Quindi un basso in francese. Bon. Infine, Verdi, Bighi, se voi volete andare a guardare, ma Paul Valéry di Contupe è un opera maior che l'ha fatto e sa poesia di Carmini per tradurla non era forse mica facile per questa come di mica io l'abbiamo mandato da Giacomo e si è passato assai bene perché i testi sono assai belli e bisogna leggere uno o meno di qualche sia vuole leggere c'è qualche sia che vuole leggere passo
Valérie edificio, ma quanti volete in francese? Biledio, le cif, l'insinuant, accusante marino, voilà. Su detto ghedo ci passano bulombi e piglia palpida tra mesa ed ombre. Mezziorno ghediusto di vogo gigompone, un marino sempre riprincipiato. Premio eado di l'affare pensado, a sa calma divina, où sguardo gala et si bonne. Ce toit tranquille où marche des colombes, entre les pins palpitent, entre les tombes. Midi le juste y compose de feu, la mer, toujours recommencer. Kunishi de quantunque, su basso gli dice la mer, toujours recommencer. Hein? E lui dice ye. Ma conosci o no? Paul Valéry, conosci. Hein? La mer, toujours recommencer, di come una agitazione di cuore, che tutto il mondo conosce. Ô récompense après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. Voilà, donc dira Paul Valéry. E dopo, dunque, la produzione parlo dopo di Ebubea o di Geni Sacritas, che voi conoscete forse o no, di Geni Sacritas, di un eroe bizantino, che si gira intorno al Mediterraneo, Vedi Geni Sacritas, di un eroe bizantino, di un progetto a gadedra esprit méditerranéen, su disco che ho trovato qui, e dunque è stato Donebubea mediterranea, che conta giusto appunto a gesta di un eroe, a te ti viaggeria, a te ti viaggeria storia. Tirera di Ulisco e me l'avevi dato. Ah, ho dato, bon, allora sai di cosa parla. Dunque, un eroe che è a tempo figliolo di un emiro musulmano e di una cristiana ortodossa bizantina. Allora vede appena lui, all'epoca questione complessa, ma bon, ce l'ha detto io di Genis di comunque un'opera pro-cristiana, questo di tutti dopo si convertiscono al cristianesimo per giusto appunto fa bene chi è a religione che tutti devono seguire. Dunque di appena lo scopo di un racconto, ma io ho trovato un eroe giusto appunto tra Oriente e Occidente di mantenere un certo equilibrio tra giusto appunto la religione, tra gente di questi popoli di un Mediterraneo che sono tutti gli stessi. E dunque conto piuttosto la storia d'amore tra Sazide, la guerra d'Arabia, o rapimento all'epoca, quando era del sultano, o che era dell'emiro, o che era che aveva del potere, aveva sempre la possibilità di pigliare tutte le donne che voleva per lui. E dunque, ed era appena come di noi quando li vedevano scappare, sapeva che qui in Corsica quando i parenti non erano mica d'accordo, da consento, perché i giovani si maritino, facevano scappetta, fuggidici, scappavano, consumavano l'unione e quando li buttavano un paese dando, i maritavano, perché non potevano mica avere stringere. Dunque sono tutte tradizioni di un Mediterraneo che noi ritroviamo, ma un racconto mio mette un focus non l'amore e non l'alea tra questi due giovani di cultura sferente. Ma je dis nous pas si di facendo vedere
battaglie che mettono in avanti di noi un meraviglioso di Savola, perché ci sono dragoni, ci sono leoni, e lo combatte e si trova di volte davanti a 1000 cavalieri che lo sterpa tutti a lo solo, li mette tutti in terra. Dunque ecco, di noi a presentazione dell'eroe di modo visivo, di modo di un uomo di vedi, di un bello idelo, a tutto bene. Ecco, donc vabbè, si monde a vola, e qui di noi ci avviciniamo, un ebubea, ma si riconoscono tutte queste vole tramandate di un Mediterraneo, siamo proprio del nostro qui, e di per questo lì mi ha parlato assai questa storia lì. Dopo l'ultima evoluzione di Agerka. Allora, Agerka si ispira di noi da Umidu. Allora, vede che queste produzioni qui più o meno si ispirano di letteratura. Uganto si ispira di noi di letteratura stessa. Dice a Vusina, quando interrogava non ispirazione poetica, spesso si ispira di testi letterari. Più un solo esempio, quando lui canta Cittadella, quando lui si ispira di un libro Cittadella, chi canta Cittadella, chi canta un buon corso. Cittadella d'Avra. Voilà, si ispira di un libro di Saint-Exupéry, ma tutto il mondo crede che è un canto impegnato, e non hanno fatto un canto impegnato perché lui è partito da un'ispirazione letteraria, e quando canta un buon corso, canta in delle situazioni che gli erano, pigliava un altro verso su canto lì. Ecco, dunque, Agerka si ispira dunque di un mito di Noè. Perché un mito di Noè? Perché qui eravamo all'epoca di un confinamento e che Noè si sapeva che è suo patriarco che ha fatto volare dell'arca tutti gli animali e la sua famiglia, ma che ha lagato un mondo muore sotto un diluvio, perché chi Dio l'aveva comandato di arrivare al mondo, perché il mondo era corrotto. E dunque, di questa storia di Noè, che conto, ma appena la nostra storia di noi, posto di la questione di resilienza. Vale a dire che in tempo di Covid mi sono detto come usate da qui, come rinasce più forti o no, o arriva qualcosa, quanto alla dalura la fa non si sa. Dunque bisogna una massa di questioni e io ho provato a rispondere come poesia. Dunque ecco, ora se volete vi leggo solo un passo di Noè. Agerka, perché Agerka di noi, sapete che Agerka di noi, tu conosci questo che ne hai parlato di noi, ci puoi spiegare ciò che è Agerka? Così, furia in furia. Tu ciò che viene qui. No. Allora, di ciò che è Agerka. Mica Agerka è come liberte in ogni paese, o è un risanto. Dunque, di una sua progettazione che libera ogni paese parte per andare all'altro paese, ma non dei appelli, ma non c'è mica che disinfattino. E dopo facciano a Ranidola, dopo Agerka. Dunque, per questo ho ubbiato sul simbolo di Agerka, vale a dire, su Iadio, ma il compio, e poi a Ranidola, sul mondo di Gira. Dunque, è simbolico, di sicuro. E guardate come i nidi fanno ispirare assai
quando scrivete umido aspirado, tanti pittori, tanti poeti, tanti creatori in generale. Ecco, dunque era per parlare di que oggi, vi posso passare un pezzo di musica ben finito. Erami giovanotti in cerca di scambiare, a volte patrioti, valori a cristallo, un sogno cittadella, un voli a stanciare, un'idea zitella di tempi e tempi fa.